Caos profughi in fuga, ieri sera la tensione, piove di sacco, alla fine la diocesi ha aperto una sala della parrocchia, dure parole contro il sindacato di base che ha organizzato la protesta, intanto da Cona forse nuove partenze. Terribile storia della famiglia musulmana del Padovano, sposa bambina di 9 anni in ospedale per gli abusi subiti da un 35enne, aperto un'indagine. Autonomia del Veneto, fra 2 giorni Zaia a Roma per l'avvio della trattativa, intanto il governatore scrive una lettera al premier Gentiloni per sollecitare il negoziato senza perdere tempo. L'agitazione dei medici di base, la trattativa deve ripartire confrontandosi, dice il consigliere regionale Francesco Calzavara, ma i medici devono capire che certi privilegi sono finiti. Dopo il 2013 il commissariato di Jesolo è nuovamente nella bufera, è stato scoperto nello scantinato uno scatolone con oltre 100 denunce dimenticate, lì da 4 anni. A Venezia la festa della Madonna della Salute, migliaia di fedeli da tutto il Veneto, alla messa solenne le parole del patriarca, aiutiamo i giovani e rispettiamo i diritti delle persone. Da Mogliano Roncade, l'associazione Cielo Blu organizza momenti di incontro e gioco per ragazzi disabili nel nome della musica. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che torna ad occuparsi di quanto sta accadendo con i cosiddetti profughi in fuga, i migranti in fuga. Ieri abbiamo raccontato dunque l'arrivo a Piove di Sacco e poi durante una lunga diretta a Ring cosa stava accadendo. Adesso ci colleghiamo subito con Piove di Sacco, con il nostro Guido Barbato che sta seguendo l'ennesima trattativa per capire dove andranno i profughi, la cinquantina di profughi che ieri è andata a Piove di Sacco, e per capire anche se ci sono novità da Cona. Guido, te la linea subito. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Allora, i profughi che hanno soggiornato stanotte e tutta stamattina qui nel centro parrocchiale di Piove di Sacco sono pronti a uscire e a dirigersi verso Padova. Questa è l'ultimissima comunicazione che ha dato uno dei loro portavoce proprio pochi minuti fa, dopo che la mattina è stata piuttosto statica qui di notizie. I richiedenti asilo hanno passato l'intera mattinata all'interno del centro parrocchiale per decidere che cosa fare. Dentro il centro parrocchiale è inaccessibile, insomma, per il pubblico e per noi, c'erano ufficiali delle forze dell'ordine, funzionari della prefettura, sacerdoti. Tra loro abbiamo intravisto anche il direttore della Caritas diocesana di Padova, Don Luca Facco. Quindi a quanto pare, dopo appunto alcune ore in cui non è praticamente successo niente, almeno all'esterno non trapelava nessuna notizia, pochi minuti fa hanno comunicato che sono pronti a lasciare il patronato di Piove di Sacco e andare verso Padova. Pare il centro di Padova, destinazione precisa non è stata data. Questa è l'unica notizia di una certa importanza che vi posso dare da Piove di Sacco. Ecco. Sempre attraverso. Guido, sì, volevo chiederti, si parla anche di migranti pronti a partire, anche un altro gruppo di migranti pronti a partire da Cona? Proprio così, sempre attraverso questo loro portavoce che via telefono ha sentito degli altri migranti a Cona, almeno una mezz'ora fa si era detto che erano pronti a lasciare l'hub dove appunto ci sono ormai alcune centinaia di richiedenti asilo, almeno 120 persone, per la polizia 50, quindi insomma vedremo se la verità sta nel mezzo oppure se invece il primo numero che ci è stato dato è questo, e quindi sarebbe un altro numero piuttosto interessante, e anche per loro si apre lo scenario di incertezza sulla destinazione e soprattutto sull'ospitalità e il riconoscimento poi eventualmente dello status di rifugiato, perché mi pare che il prefetto di Venezia a riguardo sia stato piuttosto categorico. Ecco, grazie Guido, io ti ringrazio. Se ci sono novità se dovessero partire mentre siamo ancora in onda, quindi verso Padova, tu richiedici la linea, o se c'è qualsiasi altra novità. Allora, grazie intanto e buon lavoro a Guido Barbato. Dunque, situazione come avete visto e sentito fluida, situazione che cambia di ora in ora. Intanto allora ripercorriamo la notte dei profughi a Piove di Sacco, dove non sono mancate le tensioni e dove la stessa Caritas, la stessa diocesi ha assunto parole dure nei confronti del sindacato di base. Io dormo qui stanotte con loro.
Condivido pienamente il dramma di questi ragazzi, lo condivido e resterò qui tutta la notte anch'io. La tensione nelle parole di Don Luca, direttore della Caritas di Padova, che ha trascorso la notte a Piove di Sacco con i 50 migranti di Cona in un sottoscala parrocchiale freddo e inospitale. Il comune ha rifiutato di aprire la palestra su precisa indicazione della prefettura di Venezia, a cui fanno capo i migranti ospitati nell'ex base militare. È stata una scelta difficile, non è nessuna punizione, è stata una scelta che, come avete visto, ci abbiamo provato in molti modi. È sofferta come uomini prima di tutto, però il metodo del ricatto non è un metodo attraverso cui si può sciogliere il nodo dell'accoglienza. Noi siamo assolutamente a favore delle microaccoglienze diffuse nel territorio, che non siano impattanti. Abbiamo sempre detto il nostro no alle grandi accoglienze, a Cona, a Bagnoli, a Codevigo. Abbiamo dimostrato che siamo disponibili a collaborare quando c'è un problema sociale. Abbiamo aperto la chiesa perché c'era un clima di tensione, perché c'era stato un morto. Chiediamo, imploriamo alla Prefettura di Venezia di assumersi la responsabilità di un po' alla volta migliorare le condizioni del campo per arrivare alla chiusura del campo. Ma in strada i toni salgono, sindacati di base e centri sociali vanno all'attacco, parlano di disumanità, c'è chi li accusa di stare strumentalizzando i richiedenti asilo. Don Luca non ci sta, invita con fermezza al rispetto delle regole. È solo dialogando, discutendo e lottando con il prefetto che ottengono diritti. Bisogna discutere e lottare, non illudere le persone. I residenti di Piove sono spiazzati e preoccupati. Noi ci ritroviamo da cittadini, queste persone portate qui da persone terze provenienti da altre città per motivi politici, ideologici, hanno aiutato queste persone a venire fino a qua a Piove, e qua a Piove noi cosa dovremmo fare? Una lunga notte e altre magari non qui potrebbero seguirne se in giornata non arriverà una svolta. Una svolta che potrebbe dunque arrivare, come ci ha raccontato il nostro Guido Barbato, in queste ore, anche se si tratterebbe di spostarsi da Piove di Sacco a Padova, quindi la situazione della tensione non si risolverebbe. È un tema che continua a infiammare ovviamente il dibattito. Ieri sera Ring ha puntato i riflettori proprio sulla vicenda, lunghi collegamenti in diretta proprio da Piove di Sacco e duro scontro durante la trasmissione tra uno degli ospiti, Gian Antonio Darè, il segretario regionale della Lega Nord, e Omid Firuzzi, che è uno dei ragazzi del sindacato, dei collettivi che seguono i migranti. Era in collegamento da Piove di Sacco. Sentiamo allora lo scambio di accuse con il segretario della Lega Nord, che dice l'agitazione dei migranti è artificiosa e organizzata dai centri sociali. Sentiamo. Siete voi che li state portando in giro per il Veneto, lasciateli dove sono, anzi andate dal prefetto e dite al prefetto di identificarli. I ragazzi decidono in autonomia, domani decideranno cosa faranno in autonomia, e noi certo, se volete arrestarci tutti, fatelo, noi li supporteremo sempre per un senso di umanità. E la prefettura decide di bloccare questi ragazzi, di lasciarli al freddo, e lo dicono chiaramente per non creare un precedente, quindi per punire i ragazzi che oggi hanno deciso di uscire da quel campo, ma tanto non servirà, perché da domani ne usciranno altri, perché chi sta male, chi vive l'inferno, si libera. Dicendo che quello che diciamo è che il parroco si prende la responsabilità. No, il parroco si prende la responsabilità di aver chiuso le porte, per cui quello che faranno i ragazzi non può. Ma di cosa? Ma cosa sta dicendo? Ma questo insomma conta poco. Conta poco, conta che i ragazzi finalmente hanno deciso di uscire da quel campo. Quel campo doveva essere chiuso dalle istituzioni prima, probabilmente dovrà essere chiuso perché nessuno ci vorrà più stare dentro. Dunque una situazione che continueremo a seguire. Adesso restiamo a Padova però per parlare di una terribile storia, orrore tra le mura domestiche a pochi giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Arriva una storia davvero terribile con una sposa bambina di 9 anni, andata in pronto soccorso per gli abusi subiti dal, non potremmo chiamarlo marito, un 35enne. Una vicenda orrenda che sembra impossibile abbia come scenario la provincia di Padova. Una bambina di 9 anni è stata violentata dal marito, un uomo di 35 anni. Sia la famiglia della piccola che l'uomo sono musulmani. Sul caso ora è stata aperta un'indagine dopo che gli investigatori hanno raccolto la testimonianza straziante della vittima. La bimba infatti è stata portata in ospedale dopo gli abusi sessuali. I segni riscontrati dai medici non avrebbero lasciato dubbi, ma l'orrore è emerso dopo l'incontro con gli psicologi a cui la piccola ha raccontato i soprusi e le violenze
violenze. L'indagine è affidata ai carabinieri. Sulla vicenda a dir poco tremenda è intervenuta la Lega Nord provinciale. La comunità musulmana padovana deve prendere una posizione, deve condannare questa barbarie insopportabile, ha scritto in una nota il segretario Andrea Ostellari. A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la nostra comunità si scopre sempre più vulnerabile. In molti paesi europei la Sharia sta sostituendo le leggi dello Stato. Nel silenzio delle istituzioni non permetteremo che questo avvenga in Italia, spiega ancora la Lega. Ora si attendono i risultati dell'indagine. Ci richiede la linea Guido Barbato da Piove di Sacco, probabilmente ci sono delle novità. Guido, a te. Sì, Nicola, allora, i migranti che erano stati nel cinema Marconi della parrocchia di Piove di Sacco sono usciti tutti, hanno indossato le pettorine fluorescenti, hanno preso le loro biciclette, le loro povere cose, i loro trolley, i loro vestiti e metaforicamente lo stesso Don Luca Facco della Caritas ha chiuso definitivamente le porte, la saracinesca di questo ambiente che è un ambiente parrocchiale, che appartiene al centro parrocchiale di Piove di Sacco, e loro sono sulla strada. Come detto, sono diretti verso Padova, probabilmente ora faranno delle strade minori, delle cosiddette strade basse partendo da Piove di Sacco per raggiungere il capoluogo, probabilmente seguiranno l'argine del cosiddetto Fiumicello, che è un canale che esce dal Brenta in sostanza, per non occupare strade più importanti come la strada piovese, che altrimenti si creerebbero dei problemi anche di viabilità. Sono qui, in questo momento sono ancora nel centro di Piove di Sacco, come vi dicevo, davanti al cinema Marconi, con le loro cose, pronti a un segnale, a seguire qualcuno che tirerà questo gruppo di una cinquantina di persone. La diocesi di Padova e Don Luca Facco stesso, che abbiamo cercato di avvicinare, in questo momento non rilascia dichiarazioni, ha rinviato noi giornalisti a una conferenza stampa che è prevista per le ore 15, pare qui a Piove di Sacco, ma da come stanno girando le cose potrebbe anche tenersi a Padova ormai, però non abbiamo ancora certezza. Forze dell'ordine, funzionari appunto ufficiali vari delle forze dell'ordine sono pronti a fare strada e comunque a controllare l'andamento di questo corteo, di queste persone. Al momento da Cona non ho notizie, almeno io qui a Piove di Sacco non ne ho. I ragazzi, come posso dirvi, hanno i loro zaini in spalla, hanno queste vecchie biciclette con le loro valigie, stanno aspettando il via libera, stradale per incamminarsi verso Padova. Ok, grazie mille Guido Barbato per l'aggiornamento. Dunque destinazione Padova per questo gruppo di migranti. Parliamo adesso dell'autonomia. All'indomani della pubblicazione sul bollettino ufficiale della proposta di legge statale per l'autonomia del Veneto, il presidente della regione Luca Zaia, che giovedì sarà a Roma per l'avvio della trattativa, ha inviato intanto al Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni e per conoscenza al Sottosegretario per gli affari regionali Gian Claudio Bressa una lettera corredata dal testo del progetto di legge che si pone, scrive Zaia, come la base e l'oggetto del programma di negoziati che la Regione del Veneto chiede di poter avviare sin da subito con il Governo, quindi una sollecitazione anche direttamente al Premier per iniziare da subito, da giovedì, il negoziato sulla trattativa del Veneto. Peraltro lo stesso Luca Zaia oggi attende, come tutto il Veneto, la decisione della Corte Costituzionale, della consulta sul ricorso ai vaccini, ricorso che fu predisposto e presentato dalla Regione Veneto quando fu pubblicata la legge Lorenzin. Quindi un altro argomento, quello dei vaccini, proprio mentre a Udine il Tribunale ha disposto la verifica di 165 provette nell'ambito del caso della ex ormai assistente sanitaria di Treviso Petrillo. 165 provette, 3 mesi di tempo per analizzarle e scoprire se il sangue prelevato contenga o meno l'antigene del morbillo, prova della reazione al vaccino, se davvero somministrato. Sono le verifiche che il Tribunale di Udine ha disposto nell'ambito delle indagini sulle finte vaccinazioni contestate all'ormai ex assistente sanitaria Emanuela Petrillo, la trentenne di Spresiano sotto inchiesta a Udine e Treviso con l'accusa di non aver somministrato il siero a migliaia tra bambini e adulti quando era in servizio a Codroipo e nel capoluogo della Marca.
comarca. I 90 giorni di tempo partiranno dal 18 dicembre. I consulenti tecnici incaricati degli accertamenti sono stati nominati ieri in sede di incidente probatorio. Analizzeranno i 165 campioni di sangue relativi ai pazienti coinvolti nel caso, come chiesto dalla Procura. L'antigene del morbillo non è stato scelto a caso. Si tratta infatti dell'elemento più tracciante tra quelli che costituiscono la potenziale risposta immunologica dell'organismo. Anche la difesa di Petrillo ha nominato un proprio specialista avanzando precise richieste, tra cui l'anamnesi dei pazienti a cui fanno riferimento i campioni, le cui condizioni di salute potrebbero, secondo gli avvocati, influire sulla risposta immunitaria. Tema sanità, restiamo dunque a parlare di sanità con l'agitazione dei medici di base. Si avvicina giorno dopo giorno l'arrivo dei nuovi scioperi. La trattativa deve ripartire confrontandosi, dice il consigliere regionale Calzavara. Lo sciopero non è il mezzo giusto. Non c'è volontà da questo punto di vista di arrivare a uno scontro totale e quindi a un'interruzione di pubblico servizio come si potrebbe configurare. Un accordo entro il prossimo mese è lo scenario che Francesco Calzavara auspica si realizzi nella diatriba tra medici di base e regione. La trattativa deve ripartire, spiega il consigliere regionale, dando risposte ai cittadini. Senza avere dall'altra parte del tavolo chi ha l'idea che o così o chiudo. Lo sciopero credo che sia sempre uno strumento che per carità è garantito dallo Statuto dei lavoratori, ma non è il modo per iniziare una trattativa seria. E mentre si continua a parlare con sempre più insistenza della possibilità di accorpare i medici di famiglia alle ULS, Calzavara fa presente come la sanità stia affrontando una rivoluzione che coinvolge anche i dottori di base. Alcuni privilegi che mi pare di capire alcuni medici stanno ancora avendo, devono rendersi conto che sono finiti e che devono rientrare in una nuova organizzazione della sanità nel Veneto che mira ad essere ancora più efficiente e più vicina ai cittadini. Migliaia di fedeli, come ovviamente ogni anno, a Venezia stamane per la celebrazione della festa della Madonna della Salute. Alle 10 c'era l'appuntamento più atteso, la messa solenne con il patriarca di Venezia. Allora, in diretta telefonica il nostro Tommaso Stoppa che ha seguito la cerimonia. Tommaso. Sì, buongiorno, sono già migliaia i veneziani che dalle prime ore di questa mattina stanno arrivando qui nella Chiesa della Salute ad accendere un cero alla Madonna, perpetuando questa tradizione che si svolge ormai da 400 anni. Il clou è stato questa mattina alle 10 con la messa solenne del patriarca Francesco Moraglia e la sua omelia che ancora una volta ha toccato i temi caldi anche dell'attualità, oltre naturalmente agli argomenti religiosi. Sulla questione migranti non ci sono stati riferimenti diretti, ma un appello piuttosto riconoscibile a riconoscere i diritti di tutte le persone. Questi diritti, ha detto il Patriarca, prima di situarsi a livello politico, costituiscono una proposta culturale che deve essere di tutti noi cristiani e non. Siamo chiamati a rispettare tutti gli uomini e a esprimere i valori della nostra cultura, che sono valori di intraprendenza, cordialità e accoglienza. Ha parlato anche di giovani il Patriarca lanciando qualche strale, ha detto: la nostra società si presenta come pensata e progettata dagli adulti per gli adulti, una società che non solo non incoraggia i giovani ma talvolta li penalizza in modo inaccettabile, e l'invito è quello a smetterla di posticipare e ritardare tutto e di aiutare questi giovani a entrare nel mondo del lavoro senza estenuanti anticamere. Queste dunque le parole del Patriarca di Venezia. Da qui è tutto. Grazie a Tommaso Stoppa. Rimaniamo nel veneziano con l'inchiesta su denunce raccolte ma poi finite in uno scatolone, una bufera che riguarda attività degli anni scorsi al commissariato di Jesolo. Oltre 100 denunce che invece di essere vagliate sono rimaste in uno scatolone riposto in uno scantinato per 4 anni, fino allo scorso gennaio, quando a Jesolo è arrivato il nuovo dirigente del commissariato Vincenzo Maruzzella, che ha segnalato il fatto alla Procura della Repubblica di Venezia. Ora 2 ex dirigenti andranno a processo per omissione d'atti d'ufficio, mentre l'ex questore di Venezia Angelo Sanna in queste settimane sotto inchiesta nel suo nuovo incarico di capo della Polizia di Torino per il caos di Piazza San Carlo al termine della partita
Juventus Real Madrid dello scorso giugno, inizialmente indagato per lo stesso reato, è stato scagionato con una richiesta di archiviazione che è però un pesantissimo atto di accusa sulla sua negligenza nei controlli e potrebbe avere dei risvolti disciplinari. I fatti del 2013, quando sono stati scoperti 3 poliziotti che lucravano sul mercato dei permessi di soggiorno, avevano richiesto più attenzione su quanto accadeva a Jesolo. Invece Sanna, secondo quanto riscontrato dal procuratore aggiunto di Polito e dal PM Crupi, titolari dell'indagine, non avrebbe fatto nulla, accontentandosi delle rassicurazioni orali del dirigente del commissariato. Il questore, scrivono i pubblici ministero nella richiesta di archiviazione, dal 2014 al gennaio 2017, periodo in cui si verificarono le gravi omissioni nella trasmissione della denuncia, non ha mai operato nessun controllo. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ancora servizi e cronaca. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo dalla cronaca, ripartiamo dalla provincia di Vicenza per farci raccontare in diretta telefonica da Vanessa Banzato una estorsione scoperta dai carabinieri. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. Deve rispondere di estorsione continuata e aggravata ai danni del suo datore di lavoro, protagonista un peruviano di 48 anni, residente a Rogolon nel Padovano, operaio da 4 anni in un'azienda di Pellami di Longare. Da più di un mese aveva messo in atto il suo piano ai danni del titolare, un 70enne del posto, prima chiesti 40.000 euro, poi saliti a 100.000. Se non avesse pagato, il sudamericano avrebbe consegnato alla Guardia di Finanza una chiavetta USB con dentro prove scottanti su presunti illeciti fiscali dell'imprenditore, illeciti in realtà inesistenti. Lo scorso 9 novembre la vittima ha deciso di denunciare l'episodio ai carabinieri. Con i militari è stato studiato un piano per incastrare l'estorsore, si è messo d'accordo con il 48enne per una prima consegna nell'ufficio della ditta di 70.000 euro, di cui solo 8.000 veri, gli altri perfette fotocopie. Concordata con i carabinieri anche una parola d'ordine, e allora, quando ha pronunciato "adesso hai preso i soldi", gli uomini dell'arma sono entrati in azione, il peruviano in manette, e per lui sono stati disposti i domiciliari. Per il momento è tutto, ricedo la linea allo studio. Vanessa Banzato, ancora la cronaca con la stazione di Padova che si conferma uno dei luoghi più caldi della città. Ieri un grave accoltellamento in pieno giorno. Forse un regolamento di conti in pieno giorno, 2 passi dalla stazione ferroviaria di Padova, in una delle zone più calde della città. Erano le 16:20 di lunedì quando davanti al McDonald's si è presentato un tunisino di 25 anni, le mani davanti al volto, evidenti segni di sangue. Immediati sono scattati i soccorsi. L'uomo è stato sentito dagli agenti della polizia municipale, a cui ha raccontato di essere stato colpito con una bottiglia di vetro rotta nella zona del Bingo, nel quartiere Arcella. Conosceva il suo aggressore, ma sul suo nome è calato il silenzio. Nessuna denuncia per ora. Resta il problema di una delle porte d'ingresso della città fuori controllo tra clandestini e spacciatori. E ora cambiamo decisamente argomento perché parliamo di note musicali per superare le barriere della disabilità. Il sabato pomeriggio giochiamo e giochiamo con la musica. Ragazzi disabili, autistici o con la sindrome di Down, spinti a socializzare grazie al contatto, alla musica, al dialogo. C'è molto da imparare per capire come funziona la mente umana e quindi vedere come trovare la chiave d'accesso per arrivare a loro. La musica è una straordinaria chiave d'accesso perché chi non ama la musica? Un modo efficace per imparare ad accrescere l'autostima, ma non solo. Grazie alla collaborazione dei volontari di Cielo Blu, queste persone diversamente abili riescono ad essere il più possibile indipendenti senza gravare sulle loro famiglie. Perché non troviamo un contesto legato alla natura, legato ai tempi blandi? E da lì è nata la ricerca di un sito che poi si è rivelato su Roncade, una casa dove far nascere una fattoria sociale. Un aiuto concreto per le loro famiglie che altrimenti avrebbero delle difficoltà a sostenere gli impegni personali, il lavoro, le relazioni. Perché la disabilità all'interno di una famiglia crea spesso molti disagi.
Per far fronte a tutto questo, Cielo Blu con le sue attività sta al fianco di molti genitori. Noi ci vediamo ogni 15 giorni, basta venire e giocare. C'è solo il tempo prima di salutarci per ricordarvi l'appuntamento, fra pochissimo ore 13 si parlerà di sanità e invece questa sera a 20:10 ospiti di Ferdinando Avarino il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin e Stefano Pelloni del Partito Democratico di Treviso. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ci attende un'altra giornata all'insegna del bel tempo stabile e per lo più soleggiato sulle nostre regioni. Sul Veneto maggiore nuvolosità, anche con cielo coperto, specie sulle pianure centro-occidentali. Più sole invece sul resto della regione, con poche nubi sparse. Qualche nebbia sarà possibile sul Veronese. Diamo ora uno sguardo alle temperature previste. Le massime saranno attese sugli 8-11 gradi, i valori minimi tra lo 0 e gli 8 gradi circa. Andiamo ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Più sole sul Pordenonese, altrove più nubi anche con copertura del cielo, ma non sono attese piogge degne di nota. Temperature massime sui 10-14 gradi, minime sui 3-10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tanto sole e bel tempo un po' ovunque, più nubi sparse sul Trentino anche con addensamenti sulle aree meridionali, ma generalmente asciutto. Vediamo le temperature, le massime saranno attese sui 12-15 gradi, minime tra 4 e 6 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli settentrionali lungo le coste e da ovest al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.